se fosse un attacco frontale vorrebbe dire che Tosi attacca, ma in realtà le liste d'attesa sono a posto, gli interventi programmati, gli interventi chirurgici programmati vengono fatti per tempo. In realtà non è così. Le liste d'attesa stanno esplodendo, gli interventi chirurgici vengono rinviati, 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 quindi la criticità c'è e non bisogna mettere la testa sotto la sabbia a far finta che non ci sia. La fotografia è impietosa e a scattarla è un alleato della maggioranza di governo, sia nazionale che regionale. Un dettaglio che non è un dettaglio e Flavio Tosi, coordinatore regionale dei forzisti, lo sa e come. Anche la citazione non è casuale. Come dice appunto il dottor Mantoan di Agenas, c'è un problema di liste d'attesa che sono fuori controllo, addirittura il Veneto nel monitoraggio su 12 USL ha mandato i dati di solo 3 su 12. Liste d'attesa infinite quindi, e non si dica, fa intendere Tosi, che è un problema generale, così come la carenza di medici. Dipende da quanto sei attrattivo, perché il problema che c'è in Regione Veneto non è così pesante né in Emilia Romagna né in Lombardia, e quindi evidentemente c'è un problema veneto. Dipende anche dalla contrattazione che si fa come datore di lavoro, perché il datore del lavoro sono le USL, quindi la Regione. L'altro fronte è quello delle case di riposo con i nuovi aumenti delle rette. La risposta non può essere quella che ha detto l'assessore Lanzarini: faremo un tavolo istituzionale. Faremo un tavolo istituzionale, se a gennaio aumentano le rette, il tavolo istituzionale non serve a niente. Occorrono risorse vere, prosegue Tosi, anche superando un tabù, quello dell'addizionale IRPEF regionale. Ci sono varie strade, l'addizionale IRPEF se ne può ragionare, per dire, ha più senso che paghi io, Flavio Tosi, che economicamente sto abbastanza bene, l'addizionale IRPEF piuttosto che far pagare l'aumento della retta a uno che ha un anziano in casa di riposo. Oppure, seconda ipotesi, rivedere il bilancio 2024, ma la questione sembrerebbe più profonda. Il coordinatore azzurro fa nomi e cognomi. La piramide è Luca Zaia, assessore Lanzarin e il dottor Anichiarico, che è scelto da Luca Zaia come direttore generale della sanità. Quando c'era una dirigenza diversa, parlo per esempio di Domenico Mantoan, che oggi ci siamo lasciati scappare come regione, ed è in Agenas, se uno va a parlare col personale sanitario e con la dirigenza, ti dicono una volta c'era qualcuno che sapeva di organizzazione e organizzava. Adesso invece appunto la risposta del sistema è ai direttori generali: voi fate tornare i conti, poi il resto non importa. Invece importa anche la quantità e la qualità dei servizi che erogano.